chiuso da anni, adesso è oggetto di una interrogazione a firma dei deputati Lavardera, De Luca, Balsamo, Geraci, Leo, Lombardo, Sciotto e Vasta, e il viadotto Maddalosa, i cui lavori di ripristino non sono mai iniziati. Un'arteria importantissima che collega due punti strategici per i flussi turistici, ovvero la Valle dei Templi da un lato, la casa natale di Pirandello dall'altra, ma anche i comuni vicini, quali Portempedocle e Realmonte con la sua Scala dei Turchi. Un'ennesima ode all'inefficienza e alla incapacità di chi gestisce la responsabilità sulla viabilità nella nostra provincia. Nel 2022 il Genio Civile ha approvato il progetto esecutivo mai avviato perché l'impresa aggiudicataria non ci starebbe più dentro con i costi dati gli aumenti dei materiali determinatisi nel frattempo. E i deputati firmatari dunque prendono in mano la situazione e chiedono che vengano accertate le reali cause della mancata esecuzione dei lavori e che venga garantito il normale ripristino della circolazione. L'ex Iena Lavardera non le manda a dire, è inconcepibile e afferma che la provincia che ospiterà la prossima capitale della cultura abbia infrastrutture ridotte ad un colabrodo e gli unici a pagarne siano i cittadini. Il viadotto Maddalosa, aggiungiamo noi, va ad aggiungersi ad una lunga lista di strade che relegano la città della Valle dei Templi in posizione di marginalità ed esclusione da tanti flussi turistici per non avere un collegamento diretto con Palermo, Catania, Comiso e Trapani, dove insistono gli aeroporti, per avere tratte ferroviarie lente e inadeguate e per la volontà di interessi che sicuramente non ne hanno a cuore lo sviluppo di non dotarla di una struttura aeroportuale. Noi rilanciamo quanto affermato dall'interrogazione sul viadotto Maddalosa, dicendo che a questo punto serve una commissione d'inchiesta da parte della Regione che sia collegata ad un tavolo tecnico che in sinergia possano accertare rispettivamente il perché e il come nei 2 anni che mancano a quel 2025 che incoronerà Agrigento, capitale della cultura, si possano risolvere e ridefinire intoppi e interventi, perché questo aspetto assolutamente prioritario per la città possa consentirle di esprimere appieno le enormi potenzialità che il Ministero ha ritenuto fossero le migliori tra le città concorrenti al titolo.